Secondo lei, che cosa significa oggi in Italia fare letteratura? Beh, significa da un lato ricordarsi che noi abbiamo alle spalle 8 secoli di letteratura e quindi non dimenticare che c'è questa storia dietro di noi, non tanto come storia letteraria ma come personalità di scrittori che in qualche modo hanno formato la lingua, l'hanno fatta evolvere, hanno dato all'Italia quella ricchezza culturale e linguistica di cui oggi tante volte sprechiamo, che tante volte oggi sprechiamo ma che è molto importante. E io penso che l'importante è formarsi una cultura con mente aperta. E poi se si ha voglia di cimentarsi in un ambito o in un altro, provare, buttarsi senza paura. Io credo che la cosa più importante sia sempre per una persona giovane e che sente di avere voglia di cimentarsi anche nel campo letterario, di cercare di scendere nel profondo, nella propria esperienza, anche esperienza infantile e poi educativa e fino agli anni, e completa di tutta la vita e soprattutto e poi non pensare di scrivere qualche cosa che segua le mode o che si imbeva delle mode, ma cerchi di andare al profondo della propria reale essenza, della propria individualità. Solo così tu puoi dare al lettore l'impressione la voglia di seguirti in quello che fai e di avere ancora qualche cosa da te, di identificarsi con quello che scrivi e con i tuoi personaggi. Io penso che la grande scrittura è maschile e femminile insieme. Cioè ci sono scrittori che hanno dato delle immagini o delle personificazioni di personaggi femminili straordinarie e naturalmente anche da parte femminile c'è un tipo di scrittura che spesso si è sempre intrecciata con quella maschile, però naturalmente le donne scrivevano meno una volta oppure erano impedite di farlo. Oggi non è più così e quindi io credo che il nostro scopo deve essere di esprimere la personalità, lo scrittore deve esprimere la propria personalità e interpretare i tempi in cui vive, che poi sia uomo o donna è il suo personale contributo, no, alla letteratura.